Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow. Black and yellow, black and yellow. My heart keeps stopping. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Allora ragazzi, oggi sono qua con questo nuovo video per farvi vedere come arrivare oltre le 4000 coppe. Ma oggi non siamo soli, ma siamo in compagnia di... Bella a tutti ragazzi, sì, io sono Deca, per chi non mi conoscesse faccio video anch'io su Clash of Clans. E sì, ti ringrazio Kai per avermi chiamato e sì, partiamo. Allora ragazzi, questo video sarà suddiviso in due parti. Una parte è sul mio canale e l'altra sul canale di Deca Channel, che troverete sotto in descrizione. Esatto. Allora, nel mio video io tratterò 5 consigli, 5 punti su come superare le 4000 coppe, e sarà la stessa cosa sul canale di Deca, perciò vi darò un consiglio di andare a guardare. Ok, noi partiamo con il primo consiglio. Allora ragazzi, la prima cosa molto importante da fare per superare le 4000 coppe è quello di saper attaccare con tutti i tipi di truppa, nel senso che non dovete saper attaccare solamente con le Go Whippy, ma anche con le Lava Rune o con le Barce. Tu Esatto cosa ragazzi, dici? esatto ragazzi, è fondamentale saper attaccare, ecco, saper usare tutte le truppe, perché appena vi troverete senza Elisir o senza Elisir nero dovrete affrontare una situazione di crisi come in Italia attualmente, ecco. E ragazzi, comunque sì, saper attaccare con tutte le truppe vi metterà in grande vantaggio contro altri giocatori. Quindi sì, è Esatto, importantissimo. esatto, perché dopo le 4000 coppe, come dice Deca, diventa proprio un'altra lega. Dopo 4000 coppe vi trovate di tutto di più. Esatto. Quindi passiamo, vai, dillo. Quindi passiamo alla prossima tappa. Ragazzi, secondo punto per superare le 4000 coppe è il tempo. Perché ragazzi, per arrivare a 4000 coppe serve un mesetto. Sì, un mesetto serve, soprattutto anche se avete le gemme servirà un mesetto. Infatti al giorno dovete farvi almeno 2 sessioni da 3 ore ciascuno. Esatto. Ecco, tu che hai già esperienza, cosa dici? Io personalmente ho 2 sezioni, una di mattina prima di andare a scuola, quando andavo a scuola ne avevo una, e poi una dopo essere tornato, dalle 3 tipo alle 5, poi andavo a allenamento e YouTube bla bla bla. Quindi vi consiglio di tenere da 2 a 3 sezioni, come ha detto Kai, e non di tenere, cioè, lunghe 2-3 ore, ma anche semplicemente un'ora, un'oretta e mezza. Comunque il tempo vi servirà, e sì, se no quei 4000 trofei ve li scordate. Esatto, io vi consiglio di fare almeno 3 attacchi a ogni sessione, così anche se vi attaccano vi fanno meno 20, almeno avete guadagnato una ventina di coppe, così andando avanti un mesetto ce la fate arrivare alle 4000. Terzo punto ragazzi, molto importante, è puntare sempre alle 3, sì, le 3 stelle magari, alle 2 stelle. Perché se failate l'attacco, almeno una stella verrà assicurata e ce l'avete in tasca. Esatto. E ecco, Deca, tu cosa dici? Sì, anch'io. Io prima di tutto, prima cosa che faccio, guardo i punti morti del villaggio, ecco. Sì, sì. Lascio gli arcieri o quello che ho, così almeno faccio già il 10, il 15% dell'attacco. E poi gli altri 50% si fanno tramite l'attacco, il vero, il proprio attacco. Quindi facendo quel 50% io so già che avrò una stella in mano, ecco. Quindi non dirò, oh cazzo, adesso perdo 25 trofei. Ragazzi, come quarto punto io vi consiglio di tenere sempre sotto mano almeno 2 dispositivi per stare online. Tipo usate i tablet e il telefono. Qualora dovessero chiamarvi sul telefono, ecco, non potete stare online, passate sull'iPad e riuscite a stare online. Deca, fai anche te così, vero? Sì, in effetti io ho 2 telefoni, quindi uno con cui sto, ecco, facendo Uno il lo usa video. per spipettarsi, l'altro sta online. No, in verità questo c'è anche il primo account dentro, e poi l'altro è con cui quello che faccio i video. E sì, appena mi telefonano
butto tipo in aria il primo con cui c'è la chiamata e prendo subito il secondo per stare attivo, ecco. Ragazzi, il nostro ultimo consiglio per superare le 4000 coppe, sapete cosa sono? Sapete cosa sono quei cosi verdi? Le gemme, cazzo, servono le gemme. Senza le gemme non fai niente, non sali, non sali. Esatto. Raga, tu hai già esperienza con le gemme, vero? Sì, purtroppo sì, però ragazzi è brutto da dire, però senza le gemme non riuscirete mai ad entrare in quella È quasi lega. d'obbligo le gemme, Sì, quasi per d'obbligo. dirvi, per farvi un piccolo esempio, non mettete dislike, state calmi, tranquilli, vi facciamo un esempio. Gli incantesimi, in Lega i Town Hall 10 usano di solito 5 5. incantesimi. Ciascuno richiede da Mezz'ora. a alcuni 45 minuti. Le gemme. 45 per 5 quanto fa, Kai? Non sono un cinese. Ah, tipo, una non calcolatrice sono umana, cinese. beh. Oh, dove cazzo c'ho la calcolatrice? Minchia. Aspetta, ce l'ho qua. Ok, 45 per. Cos'era? 5. Sì. 225 minuti che diviso 60 divisa Divisa 60. diventa 3 ore e 75, praticamente 4 ore e 15 minuti. Quindi, in poche parole, voi dovreste stare per 4 ore a stare lì, a aspettare, toccare, stare fermi. Dopo 2 minuti toccare di nuovo, se no si spegne. Esatto. Invece se avete un paio di 10 gemme o quante ne avete, bustate la fattoria degli incantesimi e quelle 4 ore si trasformano in un'oretta solo. Quindi sì, mezz'oretta. quelle gemme servono. Secondo te, Kai, anche cosa vorresti dire? Sì, io direi che servono un bel po' di gemme, ragazzi. Con 1000 gemme vi fermate a 3500. Se ne usate tipo, facciamo conto, sui 6500 il pacchetto da $45, arrivate benissimo sopra le 4000. Sì, ragazzi, i cash servono, Sì. mi dispiace, ma servono. Usateli in modo intelligente i cash. Esatto. Sì, naturalmente per un gioco può sembrare un po' stupido, ma se avete messo 2 anni in questo gioco, alla fine 40 euro ce li buttate per essere nella classifica mondiale o primi in Italia. Esatto. Comunque sì, è importantissimo. I soldi, ragazzi, purtroppo servono. Ok, con questo noi abbiamo terminato il mio video. Ora ci trasferiamo sul canale di Deca che trovate sotto in descrizione. Ok, Quindi- era tutto. Perciò, ragazzi, lasciatemi un like, un commento e lasciamo i saluti ultimi al Niga. Grazie mille ragazzi per il video, per aver visto il video, ecco, vi saluta Kai e vi saluto io, Deca, e noi ci vediamo al prossimo video. Andate giù. Ma cosa dal prossimo video? Ci vediamo nel tuo canale? Ecco, esatto, nel prossimo video, andate subito.